Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ferragosto di fuoco a Mendicino, siamo nel Cosentino, dove le fiamme alimentate dal forte vento hanno danneggiato alcune abitazioni. In contrada Rosario un vigile del fuoco è rimasto ferito, il rogo di origine dolosa. Gianluca Pasqua. È stato un ferragosto di fuoco per gli abitanti di Mendicino, in particolare per quelli della frazione Rosario. Qui siamo sulla strada Cherunzia, da qui parte il territorio di Mendicino e da qui si è propagato l'incendio che poi, complice il vento forte, ha interessato una vasta area. Il fuoco ha minacciato le abitazioni, ha distrutto alberi di ulivo e spaventato la gente di Mendicino. La giornata di vacanza e di festa per molti si è trasformata in qualcosa di drammatico. Quello che è successo ce lo racconta l'assessore ai lavori pubblici Francesco Gervasi, rientrato dalle ferie per dare una mano ai cittadini e assistere i vigili del fuoco impegnati nella complicata opera di spegnimento delle fiamme. La frazione di Rosario è stata praticamente circondata dalle fiamme che sono state sicuramente appiccate in maniera dolosa da via Cherunzia, quindi dal versante più a valle. Molte abitazioni hanno subito anche dei danni, ringraziando Dio non ci sono invece stati problemi per l'incolumità delle persone, salvo dalle voci che mi giungono un lieve ferimento di un vigile del fuoco intervenuto sul posto. Dalla vallata della Cherunzia le fiamme sono risalite fino a lambire questa zona residenziale in contrada Rosario. Ecco le ville che hanno subito danni dall'incendio. Le siepi che coprono le recinzioni sono andate in fumo, così come alcuni alberi dei giardini. Danneggiati alcuni impianti di illuminazione di videosorveglianza. Il fattore determinante negativamente è stato proprio il vento, perché dal punto in cui è stato appiccato il fuoco è subito salito, le fiamme sono subito salite, nonostante gli uliveti coinvolti in prima battuta fossero puliti, i fondi di questi uliveti erano puliti, erano stati lavorati, il vento ha fatto sì che le fiamme divampassero da albero ad albero fino ad arrivare alle zone invece incolte e vicino al centro abitato. E il vento ha fatto spostare il fuoco prima in direzione diciamo della via Cherunzia, e ha lambito tutto il costone la prima parte di costone di Contrada Rosaria e poi, proprio per il fatto che cambiava direzione, ha attraversato tutto l'altro costone in direzione del viadotto dell'autostrada fino ad arrivare poi all'Irca, addirittura al Mariano Santo. Molte abitazioni sono state praticamente raggiunte dalle fiamme e grazie all'opera dei vigili del fuoco è stato possibile evitare che le fiamme entrassero dentro le abitazioni. È stata una giornata, un Ferragosto abbastanza movimentato, molte persone sono rientrate di fretta dal mare ed io che mi trovavo qui sono stato tutto il pomeriggio dai primi fuochi sul posto a fare quello che potevo, ma soprattutto i vigili del fuoco, che voglio nuovamente ringraziare, le due squadre della protezione civile e soprattutto i cittadini della contrada che si sono spesi senza risparmiarsi. Questa mattina i vigili del fuoco hanno monitorato le zone interessate dal rogo per raccogliere dati e coordinate da trasmettere al Ministero, un'operazione che si ripete quotidianamente, ormai in quest'estate caratterizzata dall'emergenza incendi. Purtroppo, e questo lo dico anche da consigliere provinciale, la nostra provincia ha subito danni ingenti, soprattutto nella Sila e nelle comunità di San Pietro, Rose, eccetera, ma anche nelle zone del Pollino. Nel comune di Mendicino invece questo diciamo è il secondo incendio della stagione estiva, ma quello che ha destato più preoccupazione per la vicinanza al centro abitato.